stiamo lavorando tantissimo per fare tutto quello che possiamo per inviare, per fare arrivare il maggior numero possibile di aiuto per tutte quelle persone che sono colpite per questa disgrazia, per questo. Luis Leopoldo González è un medico venezuelano. 2 anni fa, dopo la fine del regime di Maduro, fu costretto a lasciare il paese per non finire vittima della vendetta dei fedelissimi del dittatore. Era infatti considerato un attivista. Riuscì a scappare dal paese e a raggiungere l'Italia ed oggi la sua presenza ad Udine è un punto di riferimento per la raccolta e l'invito di aiuti alle popolazioni colpite dal sisma. Che cosa possiamo inviare? Che cosa è lo meglio che possiamo inviare? I guanti sterili, guanti per il personale di salute, frutti secchi, mandorla, noci, tutto quello, vitamina K per quello della sangue, jeringas. Questo cibo in latta. Ricordiamo che là non abbiamo, nella zona del disastro, non abbiamo gas, elettricità, non abbiamo niente. Fermo. Tanti friulani che in passato hanno lasciato la loro terra per cercare lavoro e fortuna in Venezuela. Oggi la presenza di nostri corregionali è diminuita, ma il legame rimane ancora forte. Noi abbiamo tanti italiani, spagnolo, portoghese, tante persone che hanno arrivato al nostro paese per fare una vita là. Tante persone che vogliono fare qualcosa e stiamo lavorando con l'unità di crisi della Farnesina e tante organizzazioni internazionali che lavorano con questo dell'aiuto umanitario e possiamo inviare tutto quello che possiamo, soprattutto ci sono anche delle informazioni, quindi il numero di telefono che vi facciamo vedere. Il numero di telefono, sì, è il numero di telefono per comunicare, si può comunicare con noi.